Buonasera e benvenuti. Perché sussurri notturni? Perché mi piace pensare che questa rubrica vi giunga come un sussurro nella notte, in quel momento magari tra la veglia e il sonno, un po' prima di dormire, in cui la mente è più libera, più sgombra, quindi più aperta e recettiva verso determinate tematiche. Rubrica esoterica ed esoterica. Dunque, molti di voi sicuramente sapranno che esoterico deriva dal greco esoterikos, quindi interiore. E di conseguenza è un po' il viaggio che ognuno di noi fa dentro se stesso alla ricerca della conoscenza. Ehm, Questo termine può stare anche per celato, per ciò che è nascosto, perché sicuramente un tempo, e un po' forse anche oggi, ma sicuramente molto meno, questi erano argomenti riservati a pochi iniziati. Tra l'altro erano argomenti segreti perché basta pensare alle persecuzioni, insomma, non potevano trapelare. Esoterico viene dal greco exoterikos, quindi fuori, ciò che è fuori, quindi pubblico, di conseguenza si tratta di qualcosa che è un po' alla portata di tutti. Perché nasce questa rubrica? Dunque, nella realtà della mia piccola attività commerciale, organizziamo parecchi eventi, che poi più che una realtà commerciale, per quanti la conoscono, sicuramente un po' una famiglia, un punto di ritrovo, almeno per chi condivide determinati studi o affronta un percorso particolare. Dicevo, organizziamo parecchi eventi, tra questi ci sono dei salotti culturali appunto esoterici ed esoterici presenziali che durano dai tre quarti d'ora, un'ora e un quarto, insomma giù di lì. Vengono sì ripresi anche per voi che siete a casa, in modo che possiate seguire queste tematiche, queste conferenze anche da lontano. Ma tra un incontro e l'altro, a volte ho l'impressione che manchi un qualcosa, un collante. Quindi questi video, questi sussurri notturni, vorrebbero essere quel collante breve, sintetico, che però fa luce su determinati argomenti, offre determinati spunti che a volte vengono un po' a mancare tra un discorso e l'altro. Mi presento, io sono Giuseppe, studio esoterismo, discipline olistiche per il benessere da quasi 20 anni. Ritengo che questo sia un percorso che non ha mai fine, cioè non si arriva mai. Sicuramente si ottengono tante risposte con il tempo, ma non c'è un punto di arrivo. Ogni volta che durante questo percorso esoterico si trova la risposta a una delle tante domande che ci si pone, si aprono sempre almeno altre tre domande. Quindi io sono qui per offrirvi degli spunti di riflessione, mai delle verità assolute. Fate bene attenzione, perché non ho mai apprezzato, anzi ho sempre diffidato dei guru, cosiddetti guru, maestri ascesi, che propinano una verità assoluta in cerca a volte di soldi, a volte semplicemente di seguaci per il proprio ego personale, altre volte di sesso, insomma. Non ho mai apprezzato questo modo di affrontare la spiritualità, che per me in quel caso non è più spiritualità, quindi non voglio essere scambiato per una di queste persone. Io sono qui per darvi semplicemente degli spunti per i vostri studi,
Non vi darò mai una verità assoluta, semplicemente potrò consigliarvi su come affrontare un argomento o sulle diverse strade che potreste percorrere, ma il vostro percorso è soltanto vostro. Tra l'altro, mentre ci siamo, è bene chiarire anche questo, questi video non hanno alcun fine di lucro. È vero, io ho un'attività commerciale e sicuramente se a qualcuno dovesse servire un libro specifico, ovviamente consiglierei la mia libreria, questo non c'è dubbio, ma non sono qui per vendere alcunché, non vendo riti, assolutamente non faccio rituali su commissione, quindi è bene chiarirlo ora in modo da evitare equivoci, in modo da evitare che qualcuno di voi mi chieda, perché io assolutamente non sono qui per offrirvi magia a pagamento, ecco, assolutamente. Lo scopo di questi video è puramente di studio, di riflessione, di condivisione, se vogliamo, nient'altro. Dunque, detto questo, credo che probabilmente nel prossimo video parleremo, questa è stata una semplice introduzione, una presentazione. Nel prossimo video probabilmente parleremo di chakra, che è un argomento, sì, sicuramente forse un po' noioso, per molti di voi scontato, non c'è dubbio, ma dobbiamo pur partire da qualche parte e io credo che per chi di voi magari sta cominciando da poco, ha cominciato da poco un percorso esoterico, spirituale, qualsiasi sia la vostra tradizione, è bene conoscere i chakra perché sono i nostri flussi energetici e qualsiasi cosa facciamo, che si tratti di ritualistica o di discipline per il benessere o altro, comunque a livello energetico è importante conoscere i chakra perché le energie passano da lì. Ok, per questa sera è tutto, buonanotte e a presto. Ciao.